Allora, mi trovo con Pierangelo Del Zotto. Pierangelo, innanzitutto siamo in una pausa del federale che si sta tenendo in questo momento a Milano e siamo praticamente, sono le 12:30 di domenica, non abbiamo ancora l'esito del voto né dell'Emilia né della Calabria, però ti domando innanzitutto rispetto ad un'idea di paese che fino a qualche anno fa andava nella direzione del federalismo, negli ultimi 4-5 anni c'è stata una svolta centralista molto forte e è avvenuto con l'avvento, è accaduto con l'avvento di Renzi e siamo arrivati al fattore Salvini. Quanto dura secondo te il fattore Salvini e se questa sera ci fosse l'esito diciamo di una vittoria di Salvini, che tipo di scenari vedi negli anni a venire? Allora, io, come ho già detto, sono l'ideatore della teoria della spugna. Quando nel paese sale la tensione, si inventano un capopopolo che assorba la tensione. Quando poi la tensione è stata assorbita, scaricano il capopopolo. È successo, partiamo da Bossi, quando sembrava che Bossi potesse sbancare il paese, è entrato in scena Berlusconi che ha convinto le signore in pelliccia che avevano votato Bossi la prima volta a votare Forza Italia. Quando poi Berlusconi si è allargato troppo, hanno inventato Di Pietro. Quando poi Di Pietro si è allargato troppo, hanno inventato e così via. 2 anni fa c'è stato il fenomeno 5 Stelle, che serviva ad assorbire il malessere del paese. Ci sono guardati intorno, hanno pensato chi possiamo prendere per sgonfiare i 5 Stelle, hanno preso Salvini. Salvini aveva la missione di sgonfiare i 5 Stelle, tanto è vero che i 5 Stelle oggi valgono 10, 6, 7, non si sa. In tutti i film gialli anche il sicario, una volta che ha compiuto la sua azione, viene scaricato, quindi Salvini sarà comunque scaricato indipendentemente dal risultato di questa sera.